Quello che è successo ieri è già un esempio di quello che potrebbe accadere di peggio, lo dicono tutti, ogni volta che passa una nave sembra che ci sia un terremoto, dovrebbero trovare soluzioni alternative. Per me l'unica sarebbe quella di farle ormeggiare fuori delle acque portuali. Dal primo anno che studio a Venezia penso che ci siano altre possibilità per le navi e potrebbero fermarsi al di fuori e non entrare, che poi si causano problemi come quello che è successo di recente. Non dovrebbero entrare in città esatto, è una città fragile, delicata, unica al mondo e bisognerebbe salvaguardarla e non distruggerla. Ecco, qui ci sono tanti interessi e non si bada alla città e ai suoi monumenti. Penso che non sia granché corretto perché con i porti che ci sono anche a Marghera potremmo utilizzarli e anche perché qua creano danno con lo spostamento delle acque e tutto. Se il traffico non è così esagerato non vedrei il problema. Quando ero ragazzo passavo anche alle petroliere e hanno eliminato le petroliere, hanno fatto i canali dei petroli. Adesso con le navi da passeggeri, c'è un problema, dove vanno? Fuori mare. E dopo come le persone come rientrano sulle barche turistiche? Sai che motontoso che c'è? Penso che sinceramente farle entrare a Venezia sia sbagliato, quindi farle andare fuori da Venezia e farle entrare appunto qua penso che sia un'alternativa molto poco fruttuosa sia per la città che appunto per i cittadini. Penso che non sia un grosso problema in quanto le navi sono sempre assistite dai rimorchiatori, per cui grossi danni non ce ne sono mai stati. Credo sia una questione più politica che tecnica.